Ben ritrovati dalla redazione. Il Comune di Trieste ha presentato il nuovo servizio di vigilanza a bordo degli autobus e le fermate delle linee ritenute più critiche, già sperimentato prima del Covid. Saranno ingaggiate guardie giurate. Si tratta di un servizio di prevenzione e di controllo che riguarderà prevalentemente le linee 20 con prolungamento fino alla stazione di Muggia, 21, 10 e 1. Non si esclude in futuro di allargare il servizio anche su altre linee. Un inseguimento da film sulla strada statale 14 in zona Duino. Una volante della polizia si è lanciata all'inseguimento di un'auto con targa italiana che procedeva a velocità molto sostenuta per essere poi abbandonata dal conducente in prossimità del monumento dei lupi di Toscana. È successo domenica nel pomeriggio. L'uomo è ritenuto responsabile di truffe ad anziani. La complessa operazione, al termine della quale la persona si è data alla fuga, è stata svolta con l'aiuto dei carabinieri della volante di Monfalcone. La polizia della questura di Pordenone ha arrestato un uomo di 30 anni, cittadino italiano, per il reato di lesioni aggravate nei confronti della ex compagna. Il giovane, che aveva già ricevuto un precedente ammonimento da parte del questore, ha atteso la ex compagna, che aveva trascorso una serata in compagnia di amici davanti all'abitazione di lei, e l'ha aggredita fisicamente picchiandola. Gli agenti della squadra volante, allertati dai passanti che hanno assistito alla scena, hanno trovato l'uomo visibilmente alterato, con evidenti tracce di sangue sugli indumenti, poco distante dalla donna. Quest'ultima aveva il volto sanguinante e numerose ferite, dunque è stata trasportata in pronto soccorso in ambulanza e guarirà in 30 giorni. L'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Pordenone. Entro il 30 settembre il Silos passerà alla società austriaca Schwarzer Felsen Immobilien GmbH e per allora l'attuale proprietaria Coop Alleanza 3.0 dovrà provvedere alla pulizia del magazzino, bonificandolo dai tanti segni dei passaggi di migliaia di migranti della rotta balcanica che negli ultimi anni avevano trovato riparo di emergenza al termine del proprio cammino. La bonifica è programmata per i prossimi giorni, fanno sapere da Coop Alleanza 3.0, pur mantenendo un certo riservo sui dettagli di un'operazione che si premette molto complessa, se non sul versante economico, per certo su quello logistico. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Cielo in genere nuvoloso, nel corso della giornata cielo variabile, bora moderata sulla pianura, sostenuta sulla costa e sulla fascia orientale, anche forte sul Carso e a Trieste, anche in quota vento sostenuto da nord-est. Temperature minime in pianura fra 9 e 11, le massime fra 19 e 22, sulla costa minime fra 13 e 15, le massime fra 18 e 20 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.